A dining room. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Sai, Barry, mi sono sempre chiesto, ma come cazzo fai ad esaminare del sangue semplicemente toccandolo? Tu me la devi ancora dare questa risposta. Finalmente è uscito, dopo anni di attese spasmodiche da parte dei fan di tutto il mondo, che non avevano potuto assaporarne il gameplay e l'affascinante grafica 3D nel lontano 2002 quando è uscito per esclusiva GameCube. Resident Evil Remake finalmente si presenta con la sua Remaster HD Edition, disponibile dal 20 di gennaio per console Xbox 360, PS3, PS4, Xbox One e addirittura PC per la prima volta. Con la sua sfavillante grafica 1080p, il capolavoro del 2002 rivive una nuova ed epica avventura. Nonostante i fondali siano pressoché invariati rispetto alla controparte del 2002, sono stati puliti con un filtro apposito che ne ha migliorato di molto la qualità. Rispetto alla controparte GameCube abbiamo un estremo filtraggio della luce, soft shadows sui personaggi, ossia ombre dinamiche in tempo reale morbide, che rendono estremamente realistica ogni tipo di illuminazione, un minimo di effetto bloom, ossia un alone di luce attorno alle fonti luminose, che simula ampiamente una vasta gamma di fonti di luce e sfumature visive, e rende il contrasto ancora più piacevole all'occhio. Soprattutto perché le location sono estremamente più dark, estremamente più oscure rispetto a quelle dell'originale controparte GameCube. La trama ovviamente è stata mantenuta invariata. Il voice acting è decisamente migliorato rispetto alla controparte per PlayStation 1 uscita nel lontano 1996. La forza di questo nuovo Remaster Edition di Resident Evil Remake risiede anche nei controlli, poiché il sistema di controllo principale è stato cambiato, dando la possibilità ai nuovi giocatori di apprezzare un sistema character relative, ossia lo spostamento del personaggio avviene relativo alla posizione di quest'ultimo e non richiede più lo spostamento dei tasti analogici destra e sinistra per riuscire a girare il personaggio nella direzione che si vuole. Basta semplicemente premere il tasto direzionale e il personaggio si gira automaticamente, immediatamente. Comunque, strizzando l'occhio ai vecchi fan, il sistema classico è sempre disponibile. I settaggi nelle opzioni sono assolutamente classici. C'è la luminosità, il contrasto, i controlli che possono essere personalizzati, sia per quanto riguarda il controller della Xbox 360, sia per quanto riguarda la tastiera. Vi è un controllo totale degli FPS, si può scegliere il classico a 30, il un po' più moderno 60 fps e logicamente la versione variabile, che è quella più user friendly, se si può dire così, sia per quanto riguarda il recording sia per quanto riguarda i caricamenti, soprattutto se avete un computer non eccessivamente aggiornato. Il sonoro è sempre stellare, si è mantenuto assolutamente intatto, l'atmosfera è fantastica, i modelli 3D dei personaggi hanno subito un leggero restyling. Esiste un effetto gloss, ossia un effetto che rende lucente la pelle dei personaggi. Sono state aggiunte le normal maps, ossia un filtro che permette di osservare meglio le sfaccettature dei personaggi sia sui volti che sui vestiti e crea anche una certa profondità in questi ultimi. E ovviamente i immancabili achievement, che siano di Steam o del PSN. Questi ultimi sono presenti in quantità abbastanza limitata per il gioco di cui stiamo parlando. Tutto sommato, dunque, il gioco si presenta estremamente bene, nonostante Capcom avrebbe potuto fare decisamente meglio, introducendo modelli 3D ex novo e un maggior numero di achievements, per esempio. Ma tutto sommato si può dire che questa Remaster Edition non solo rende giustizia all'originale, ma è anche un eccellente porting, soprattutto su PC. Il
Il prezzo è molto competitivo, €19,90, e dovrebbe perlomeno far gridare al miracolo chi non è stato in grado di giocarlo negli ultimi 10 anni, poiché non in possesso di un Nintendo Wii o di un Nintendo GameCube. Questo fatto è stato sicuramente determinante nel rilascio di queste nuove versioni per tutte le console, poiché Capcom non è mai stata esattamente soddisfatta delle vendite di Resident Evil Remake o peraltro Resident Evil Zero, che molto probabilmente, e ci auspichiamo, faccia la stessa fine, ossia venga portato il prima possibile in versione HD Remaster. Insomma, correte a comprarlo perché ne vale assolutamente la pena. È un capolavoro del genere survival horror che verrà apprezzato sia dai casual di oggi, grazie ai suoi controlli modernizzati, che dai veterani che, se si aspettano un ritorno in pieno al puro stile survival del classico Resident Evil, riceverà una gradita sorpresa. Victims were apparently eaten.